Canate si trova nell'Alta Val Bisagno in Liguria. È situato tra il Monte Lago e il Monte Alpe Sisa, sull'alta via dei Monti Liguri, ed è una frazione di Marsiglia, una località del comune di Davagna. Questo paesino oggi è un paesino fantasma. Sembrerebbe sia stato fondato dai Saraceni, in fuga a quei tempi dalla costa. Infatti non si trova nessuna chiesetta cattolica all'interno dello stesso e questo fatto è abbastanza strano. Ci sono stati anche dei discendenti che avevano tratti somatici orientali. Canate non aveva nessuna strada carrozzabile che permettesse di raggiungerlo, così gli abitanti residenti che lavoravano a Genova erano obbligati a passare da un sentiero che si chiamava dei 1000 Gradini, un sentiero che oggi dovrebbe essere ancora praticabile dagli escursionisti. Però ci volevano 2 ore per andare a Genova e oltre 2 ore, essendo in salita, per tornare a casa. E dopo una giornata di lavoro o nel porto o in un'altra fabbrica dell'epoca, agli abitanti non era certamente qualcosa di molto comodo. La posizione del paese esposta al sole permetteva agli abitanti di coltivare i terreni e di curare sulle fasce le loro viti. Qualcheduno che aveva qualche possibilità economica più importante aveva anche un paio di mucche a sua disposizione. C'era una scuola elementare. Durante la seconda guerra mondiale Canate, appunto per la sua difficoltà nell'essere raggiunto, attirò molte persone che scappavano da Genova sotto i bombardamenti, ma ben presto purtroppo le rappresaglie nazifasciste si fecero sentire anche lì, incendiando e distruggendo il paese. Alla fine degli anni 40 si potevano contare circa 150 abitanti, appartenenti a una trentina di famiglie, ma nel 1951 i residenti calarono drasticamente e si assestarono intorno al centinaio scarso. Negli ultimi anni poi è stato abbandonato completamente e oggi nel paese, come potremo vedere nel video, si trova un'unica persona che ha fatto una scelta di vita, abbandonare la città per vivere tranquillo in questi monti con i suoi animali. Audio Hub Preview.
all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Mamma mia che fatica ragazzi, è stato un posto bellissimo, ma arrivarci è stata dura. Tra l'altro ho trovato l'unico abitante che c'è da anni, che abita lì da solo, con 5-6 capre, ha abbandonato da tempo la città, non ha radio, non ha televisione, non c'è niente, vive solo, isolato, in mezzo ai monti. È stato gentilissimo, mi ha fatto il tè alla menta, abbiamo parlato un po' del passato. Lo facevano per dei bambini, allora perché se no non ci tengo a fare. Ma sì, ma sono è meglio d'accordo. che ti conosco così. Sono d'accordo. Io cosa vuole? Anch'io ho già la mia età e arrivare in questi posti per me Ma guarda, hai fatto benissimo. è bello perché comunque sia sono di Genova, non l'ho mai visti. Sì, è tutta l'entroterra è bellissima. E infatti ora sono già 4-5 anni che ho cominciato a camminare, che sono quasi sempre da solo. Sto cercando di tornare a casa, comincio a vedere le prime case di Marsiglia, perciò diciamo che siamo sulla strada buona. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah. Make all Questo the Paolo demons quiet, yeah. sta lavorando, We're built to thrive, yeah. lo salutiamo. I think that we've all had enough. Dai, continuiamo, Up at night, yeah. che ce n'è ancora un pezzo. Demons quiet, yeah. A dopo. We're built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think... Dai, è finita ragazzi, sono riuscito ad arrivare alla macchina, ve ne sono scoppiato, penso che si veda che sono già brutto di natura, ora devo essere orrendo, mamma mia, che mazzo, comincio a essere vecchio, ho nell'anima che comincio a sentire l'età, perché poi non era un percorso particolarmente, è stato un po' duro a livello psicologico, ci sono stati 2 momenti che ero quasi deciso di tornare indietro. Poi ho voluto continuare perché non bisogna darla vinta ai cattivi pensieri. Ora mi mangio un po' di banana, butto giù un po' di potassio, perché ho bisogno di ricaricare un po'. Comunque una bella esperienza anche questa. Ora vado a casa, mi faccio una doccia, mi riposo un po' e poi penserò dove andare la prossima volta. Tanto ora in 3 giorni mi sono fatto più di 20 km, perciò diciamo che ora mi prendo qualche giorno di riposo e poi valuteremo il da farsi. Io vi saluto e se vi ha fatto piacere vedere il video vi ringrazio. Ciao amici, ciao!